L'iniziativa lanciata dalla nostra emittente con l'impegno scritto dei candidati alle elezioni per portare avanti l'istanza dell'autonomia prima delle urne, vi diremo chi ha firmato e chi no. Vittime sulle strade nel veronese, morte zia e nipote, 14enne in Valsugana, muore un trevigiano, l'allarme della polizia stradale per una piaga che non accenna a diminuire. Fa discutere a Padova il caso dell'immigrato magrebino che ha aggredito e picchiato 2 anziani dopo un rimprovero sulla guida in bici e oggi l'uomo è stato scarcerato. A Vicenza assalto in questi giorni al Salone della Caccia, in 40.000 hanno visitato in questi giorni gli stand con le armi, dove a farla da padrona è stato il tema della legittima difesa. Stasera alle 21:15 torna a Ring, la politica alle corde, partiti lacerati tra polemiche su razzismo e sicurezza, memoria e ricordo, tra gli ospiti Alessandro Di Battista in collegamento da Venezia. Alla BIT, Borsa del Turismo, la Regione si presenta con un marchio di promozione territoriale rinnovato, Veneto The Land of Venice, che costituisce il tra terra e cielo. Il Carnevale di Venezia vive il suo gran finale, ieri il volo dell'Aquila a Venezia e quello dell'Asino a Mestre. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano torniamo a parlare dell'iniziativa lanciata dalla nostra emittente, quella di conoscere attraverso un vero e proprio atto firmato chi tra i cittadini, tra i candidati alle elezioni del 4 marzo si impegnerà o meno a portare avanti l'istanza dell'autonomia. Una volta eletto, prima delle urne vi daremo l'esito di questa iniziativa. Sentiamo quindi le parole del nostro direttore Luigi Baccialli. Volete sapere chi sono i candidati che una volta eletti alla Camera o al Senato lotteranno per l'autonomia del Veneto? Ve lo diremo noi pubblicando l'elenco di coloro che hanno firmato un documento per sostenere questa battaglia e di quanti non lo hanno fatto. 2.300.000 veneti che hanno votato sia al referendum per l'autonomia del 22 ottobre scorso hanno diritto di sapere chi sono i candidati che in Parlamento si batteranno per l'autonomia, non con le parole ma con i fatti, perché noi siamo sempre dalla parte dei veneti che chiedono più libertà. E continuiamo con la politica, perché sono stati presentati i candidati democratici a Padova in vista delle prossime elezioni politiche all'insegna della continuità e del legame forte con il territorio. Sentiamo. Democratici ai blocchi di partenza, partita la campagna elettorale in vista del 4 marzo, che a Padova si mostra all'insegna della continuità e del legame col territorio. Noi portiamo la nostra esperienza fatta in Parlamento in questi anni, che ha significato per il nostro territorio il fatto che sono state stanziate molte risorse, non solo il tram, ma il patto di stabilità che ha smobilitato un sacco di risorse per i comuni, le scuole messe in sicurezza. Rischiamo di fermare il paese di nuovo se va sull'altra maggioranza. Dobbiamo poter andare avanti con tutte le novità che sono state portate. Al Caffè Pedrocchi volti di ieri e volti di oggi, unico l'obiettivo fare squadra, una squadra che deve servire a fare rete con i territori e i sindaci. Proveniamo da una legislatura che è stata la più sociale in assoluto, leggi importantissime che adesso, se applicate correttamente sui territori, porteranno grandi vantaggi per le persone che hanno sicuramente necessità di essere aiutate. Bambini, famiglie, persone non autosufficienti, disabili. E anche AIDEM, Rete Veneta, ha sottoposto la dichiarazione a sostegno dell'autonomia del Veneto, sottoscritta da Alessandro Zan, Fabio Verlato, Alessandro Bisato e Daniela Sbrollini. Ed ora la cronaca, giornata funestata dalle tragedie della strada. Un gravissimo incidente si è verificato oggi poco dopo l'1 in Trentino, un automobilista è morto ed un altro è rimasto gravemente ferito nello scontro frontale tra 2 auto avvenuto lungo la Valsugana. Vano l'intervento dei soccorritori del 118, uno dei conducenti, Mario De Felici, 59 anni, di Borso del Grappa, è deceduto sul colpo, l'altro
33 anni di Enego, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Trento. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro, avvenuto peraltro in un tratto della Valsugana già in passato funestato da diversi incidenti molto gravi. Ed un altro terribile schianto si è verificato ieri sera nel Veronese. Muoiono una 72enne e la nipote di 15 anni. Prima la sbandata, poi l'urto con un'altra vettura e il SUV finisce nel fossato schiantandosi contro un ponticello in cemento. Istantanea del terribile dramma che ha segnato le strade veronesi, via Linale a Belfiore. È qui che si è consumato l'ennesimo tributo di sangue con una famiglia distrutta. Muoiono Luisa ed Emma, zia e nipote, 71 e 14 anni. E c'è un'altra nipote che versa in gravissime condizioni all'ospedale di Verona. La drammatica scena apparsa sotto gli occhi dei soccorritori poco dopo le 19 di ieri sera non lasciava spazio a molte speranze. L'auto accartocciata su se stessa nello stretto spazio del fossato. 2 automediche, 2 ambulanze, i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada, i carabinieri. Lungo la via i lampeggianti e le grida. Per Luisa Piubello di Veronella e la nipote Emma, ragazzina di San Bonifacio, non c'era più nulla da fare. Gravissima ma ancora viva l'altra nipote adolescente. Erano in 3 in quell'auto piombata come un proiettile contro il ponticello. Dinamica da ricostruire, per ora è il tempo del dolore per una famiglia che deve fare i conti con 2 lutti improvvisi. Resta la speranza che l'altra ragazzina ancora attaccata alla vita possa uscire da quest'incubo, almeno fisicamente. Incidenti mortali, incidenti con feriti più o meno gravi. Anche quella di oggi è stata una giornata davvero nera sulle strade della provincia di Treviso. 10 persone sono rimaste ferite in 2 incidenti, uno accaduto a Monastier, l'altro a Cimadolmo. Sentiamo. La frenata, l'impatto e poi 2 auto ed uno scooter che finiscono nel fossato. Ferito il motociclista, 19 anni, praticamente illesi 2 automobilisti. Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente verificatosi intorno a mezzogiorno a Monastier, l'ennesimo delle ultime ore nella Marca. Ieri sera alle 22:30 a Stabiuzzo di Cimadolmo un altro schianto che ha visto ben 9 feriti, 4 dei quali, c'è anche una ragazza di 17 anni, trasportati in ambulanza all'ospedale. E se il 2017 complessivamente aveva registrato un trend in calo nella Marca sia per il numero di incidenti che per le vittime, gli ultimi mesi si stanno rivelando davvero tragici. 4 morti nel mese di dicembre, altri 7 dall'inizio del nuovo anno. Metà delle vittime erano pedoni falciati mentre attraversavano la strada. Numeri sulle statistiche, nella vita donne, uomini, ragazzi che lasciano famiglie straziate dal dolore. E così la Marca, come negli anni 90, quando deteneva il tragico record nazionale di morti sulla strada, torna ad interrogarsi sul perché e sul cosa si possa fare per fermare questa strage. E dopo le campagne di prevenzione nelle scuole è necessario procedere oltre, in particolare per quelle fasce d'età tra i 30 ed i 50 anni maggiormente coinvolte in incidenti gravi o mortali. Adesso bisogna fare lo step successivo, cioè andare a toccare tutta quella fascia di utenza che non sono i più giovani e che risultano statisticamente i più coinvolti negli incidenti e i più indisciplinati alla guida. Formazioni, eventi per aumentare la consapevolezza di quello che può succedere con condotte di guida sbagliata. La maggior parte delle volte le persone su cui andiamo a fare formazione non sanno assolutamente cosa rischiano quando fanno o non fanno una determinata manovra. Fondamentale anche il ruolo delle scuole guida. Il nostro tessuto economico è molto ricco di operatori corretti e che lavorano bene. Loro sono il primo soggetto che insegna a guidare, insegna le norme agli utenti. Da questo punto di vista purtroppo abbiamo visto anche di recente che ci sono stati dei fenomeni grandemente truffaldini nell'ambiente delle scuole guida e nell'ambiente del conseguimento della patente. Andiamo ora a Vicenza, dove in questi giorni c'è stato un vero e proprio assalto al Salone della Caccia. In 40.000 hanno visitato in questi giorni appunto gli stand con le armi, a farla da padrone il tema della legittima difesa. Ho la cassaforte in stanza, però spero di non adoperarla né per spaventarli né per averne bisogno. Ho le armi
ma non le userei mai per legittima difesa. Non me la sento perché chi ha un'arma ha sempre torto. Ci sono secondo lei persone che la tengono ancora sul comodino, nel comodino? Sì, ci sono. Ci sono due dati che discordano tra di loro: il numero dei reati sul territorio in netto calo secondo la Polizia di Stato e la corsa ad acquistare un'arma, con i numeri del Viminale che ha fissato in 1.200.000 il numero di porto d'armi rilasciati nel 2016. Addirittura, secondo una rivista australiana, in Italia, se si contano anche le armi illegalmente detenute, esisterebbe un'arma ogni 9 abitanti, 7 milioni di pezzi in circolazione. E poi un'altra immagine discordante che non ha mancato di creare polemiche all'indomani della chiusura dei cancelli del Salone Internazionale di Caccia e Arte Venatoria di Vicenza, quella dei bambini a decine con in mano le armi esposte, accompagnati dalle famiglie con un... Io credo che piuttosto che nascondere una cosa pericolosa è meglio istruire e farglielo capire. Armi da caccia, i più grandi marchi, ma anche armi da difesa in esposizione. Al salone non si poteva comprare, solo guardare. Rispetto agli altri anni la gente è molto più specializzata. Arrivano, fanno quesiti tecnici, ti chiedono informazioni molto dettagliate. Gli esperti assicurano che all'estero le fiere sono molto più popolate, soprattutto di bambini. A Vicenza invece il sindaco ha già ipotizzato di lasciare fuori per la prossima edizione gli under 16. Quello che è certo è che il dibattito che lega le armi alla legittima difesa non è solo campagna elettorale, ma è un tema molto, molto sentito. In caso di legittima difesa trovo giusto che sia giusto usarla se se l'ha, dato che non abbiamo grandi difese da parte dello Stato. Trovo giusto che uno in casa sua nel proprio intimo di poter difendersi. Ti scassina la porta, e c'è una reazione che tu hai anche perché provi paura, no? Quindi sei costretto anche da un certo punto. Se per caso sono a casa, sono a letto, che loro mi vengono dentro, loro sanno che vengono dentro, però non sanno come vanno fuori, perché se io riesco a prendere in mano quello che ho dentro nella cassaforte. E restiamo a Vicenza con la vicenda di un'anziana che è stata aggredita. Sentiamo. Erano le 10 del mattino, dunque non di sera, e lei stava passeggiando lungo via Goito, una strada di passaggio. Mai si sarebbe immaginata che qualcuno avrebbe cercato di portarle via la borsa aggredendola alle spalle. È successo ieri ad un'anziana di 92 anni che finché ha potuto ha cercato di non lasciare andare la sua borsetta, il suo portafoglio con le sue cose e il telefono cellulare. Non c'è riuscita, l'uomo che l'ha aggredita l'ha fatta cadere a terra. Ha riportato lesioni al viso, ha perso il suo apparecchio auricolare del valore di 3.000 euro, ha sbattuto la schiena, ma il colpo più forte in questi casi è sempre al cuore. La polizia, chiamata da un passante, è sulle tracce del ladro che, secondo la descrizione dell'anziana, è di colore ed è fuggito a piedi. Il sindaco Achille Variati, alla luce di questo ennesimo episodio di violenza in città, oggi non ha mancato di dire la sua. Queste cose succedono perché abbiamo un sacco di delinquenti, e abbiamo un sacco di delinquenti perché le leggi non sono a posto. Cioè, uno non va mai in galera, santa Madonna, non va mai in galera, anche quando succedono cose così antipatiche come quelle di fare un furto in casa a un anziano o addirittura strattonarlo fino a mandarlo in ospedale. E sul tema forte della campagna elettorale legato alla legittima difesa torna a ribadire la sua posizione: serve più polizia. I cittadini le tasse le pagano, e le pagano perché qualcuno li protegga, punto. Andiamo ora a Bagnoli di Sopra, dove il centro d'accoglienza è una vera e propria polveriera pronta ad esplodere. I lavoratori minacciano lo sciopero, un'eventualità che secondo i sindacati aprirebbe problemi di ordine pubblico. Quanti sono attualmente i lavoratori impiegati nell'hub di Bagnoli? Diciamo che in questo momento dobbiamo affidarci a quello che ci viene detto dai lavoratori, e parliamo di circa una quindicina per San Siro su circa 300 ospiti presenti, mentre per Conetta stimiamo una presenza di 35-40 persone per oltre 700 richiedenti asilo. Forte riduzione di personale con gravi ripercussioni sulla gestione ordinaria e sulla tenuta in sicurezza, utilizzo di lavoratori in turni diurni e notturni senza interruzione, probabile impiego dei richiedenti asilo in sostituzione dei lavoratori mancanti. Sono alcuni passaggi
passaggi testuali della proclamazione dello stato di agitazione dei lavoratori ed Eco-Onlus inviata in prefettura e il fallimento della politica d'accoglienza. I lavoratori delle strutture che ospitano centinaia di profughi sono pronti allo sciopero. Con meno lavoratori presenti per controllare quello che accade all'interno di quelli che sono i recinti sia di San Siro che di Coneta, quindi l'ex basi, è chiaro che diventa anche un problema di sicurezza, non solo per i lavoratori in quanto tali che devono sobbarcarsi turni magari maggiorati, ma anche perché diventa più difficile controllare quanto accade per quanto riguarda i vari richiedenti asilo che entrano e escono dalla base. La tensione tra i lavoratori è altissima, se scioperassero le conseguenze sarebbero imprevedibili. Dobbiamo capire che anche i richiedenti asilo sono talmente stanchi di stare dentro questi centri, tempi lunghi di attesa delle commissioni, vedendo almeno un'attività di sciopero che viene fatta solo in modo pacifico anche con le bandiere, può darsi che verranno anche loro a sommarsi non sapendo anche di che cosa si tratta. I sindacati chiedono si faccia chiarezza sul sistema accoglienza. Diciamo innanzitutto che parliamo di alcune decine di milioni di euro su questo appalto come su tantissimi altri appalti che ci sono in Italia per quanto riguarda il sistema di accoglienza, e siccome sono soldi dei cittadini italiani è opportuno che tutta la filiera sia la più chiara e trasparente possibile. Rimproverato per come andava in bicicletta, un immigrato ha aggredito 2 anziani, accaduto a Padova. Sentiamo. Una correzione mista a rimprovero, ma considerata di troppo, detta per giunta da una donna, e il 30enne scende dalla bici, aggredisce la signora a passeggio col cagnolino e l'uomo intervenuto a difenderla. L'increscioso episodio è accaduto in via Altinate, pieno centro e zona pedonale, in un sabato affollato nell'ora di pranzo. E il tema della sicurezza torna ad esplodere nelle mani del sindaco, che aveva fatto della salvaguardia della città la sua bandiera. È sempre sconcertante, insomma, nel senso che a volte ci si sente poco sicuri, ma questo è così ovunque, qui altrove nel mondo. L'aggressore, un migrante di 39 anni che risulterà con permesso di soggiorno scaduto e senza fissa dimora, è in sella alla sua bici. Zigzagando sul marciapiede travolge la signora che passeggia sul marciapiede con il suo cane. Lei apostrofa lo straniero, lui non ci pensa su, torna indietro e picchia lei. Il cane è un 60enne intervenuto a difenderla. È una cosa indecorosa, non dovrebbe proprio esistere. La prima cosa è la sicurezza, non penso che tutti i giorni possano accadere fatti del genere. Non succede solo ai ragazzi immigrati da arrabbiarsi, succede anche molto ai nostri. È una mancanza di rispetto generalizzata, insomma, noi veniamo da come, così è. È stato necessario l'intervento di 2 pattuglie della polizia per arrestare l'uomo con l'accusa di lesioni gravi e maltrattamento di animali. Il 60enne padovano è finito invece all'ospedale con tagli e contusioni al volto. E poco fa si è appreso che l'uomo è tornato in libertà dopo 2 notti in carcere, dopo aver terrorizzato via Altinate il 39enne marocchino con il permesso di soggiorno scaduto 4 anni fa è tornato alla sua vita. Il PM aveva chiesto la misura di custodia cautelare in carcere, ma non è stata concessa perché i reati che gli vengono contestati non supererebbero i 3 anni di pena. L'uomo dovrà quindi presentarsi ogni giorno ai carabinieri di Saonara e andrà a processo il prossimo 19 di aprile. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia, a tra poco. Attenzione. Dio cane. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Parliamo ora di turismo. Venezia, Veneto, the land of Venice, la terra di Venezia. E questo il logo che è stato presentato ufficialmente oggi alla Borsa Internazionale del Turismo e che andrà a sostituire il precedente slogan Veneto tra la terra e il cielo. Con oltre 70 milioni di presenze all'anno, il Veneto è la prima regione turistica dell'Italia con un indotto che vale 17 miliardi di euro. La nostra regione non è solo Venezia, però Venezia è un buon biglietto da visita, ha sottolineato il governatore Luca Zaia alla presentazione del nuovo marchio. Così vogliamo aprirci ad un mercato sempre più internazionale. Con questa operazione la regione mira, partendo da Venezia, a promuovere l'intera ricchezza di proposte che va dal lago di Garda alle terme, dalle spiagge alle colline, dalle Dolomiti alle città d'arte. E restiamo ora a Venezia con un blitz di Venezia.com. Sentiamo di cosa si tratta.
Blitz carnevalesco dei militanti di Venezia.com in campo San Giacometto, ai piedi del ponte di Rialto. Indossando una tradizionale maschera veneziana, un portavoce dell'associazione è salito sulla statua del Gobbo, tradizionale punto d'arrivo del Calvario dei condannati alla fustigazione della Repubblica Serenissima, per lanciare un appello ai candidati parlamentari alle elezioni del 4 marzo. Chiediamo se siete disposti, in qualità di futuri parlamentari, a valutare il sostegno ad iniziative tese a realizzare uno statuto speciale per Venezia insulare e la sua laguna, al fine di salvare e preservare un patrimonio culturale ed umano unico al mondo. Un atto reso necessario, spiegano gli attivisti, dall'indifferenza mostrata da tutte le forze politiche in questa campagna elettorale per i problemi che affliggono i centri storici e artistici più importanti d'Italia. Nei programmi e negli annunci dei partiti che si presenteranno alle prossime elezioni politiche del 4 marzo non abbiamo trovato nessun riferimento a delle tematiche a noi care, come la residenzialità, la difesa del tessuto socio-economico, della cultura, dei centri italiani storici. Vanno intraprese azioni immediate, sostengono da Venezia.com, per salvare e preservare un patrimonio culturale e umano unico al mondo. Confidiamo in una veloce risposta alle nostre istanze, perché Venezia non può più aspettare. E continuiamo a parlare di Carnevale di Venezia, perché ormai siamo alle ultime battute con il gran finale. Ieri in piazza San Marco il volo dell'Aquila e a Mestre quello dell'Asino. Vediamo. Che quando sei là in alto all'inizio è emozionante, molto emozionante. Facile come una passeggiata, sembra voler dire, facendo finta di camminare nel vuoto durante la discesa dal campanile di San Marco. Lui è Renzo Rosso, l'imprenditore vicentino innamorato di Venezia, protagonista del volo dell'Aquila di ieri. Più che una camminata, una cavalcata, come suggeriscono le note di Wagner, ma la musica cambia quando l'Aquila si posa sul palco, dove ad accoglierla ci sono, bellicose, le maschere di Donald Trump e del presidente nordcoreano Kim Jong-un. Fare la pace, in fondo, è una cosa facile come camminare, appunto. Basta premere l'apposito pulsante e come per magia dal cielo scendono tanti cuoricini. I due presidenti si abbracciano e ballano insieme. Direi che è un bellissimo messaggio, poi è carnevale, festa, per cui divertiamoci. Poi il mondo è già così tanto triste, un po' di gioia non fa male. E mentre in piazza San Marco scoppiava la pace, piazza Ferretto a Mestre si godeva il volo dell'Asino, irriverente contraltare di terraferma al carnevale veneziano. Festa all'insegna della modernità, con famiglie e bambini in maschera a gremire la piazza e a scortare l'asino volante lungo le sue piroette in aria. A scegliere Mestre anche Luigi Brugnaro. Sono orgoglioso di essere qui, ha detto il sindaco. A Mestre c'è il nostro futuro. Ci sono i giovani e ci sono le famiglie. E sarà il regista Guillermo del Toro a presiedere la giuria internazionale della 75esima mostra internazionale del cinema in programma al Lido di Venezia dal 28 di agosto all'8 di settembre. Il regista messicano ha vinto nel 2017 il Leone d'Oro con La forma dell'acqua, pluricandidato agli Oscar. E siamo in chiusura di questa edizione, vi ricordo subito dopo i TG l'appuntamento quotidiano con 20 e 10, ospiti in studio Andrea Ferrazzi del PD e Lorenzo Monaco di Forza Nuova, e poi alle 21:15 in prima serata, come ogni lunedì, torna Ring, la politica alle corde, un paese sotto shock, il titolo della puntata di questa sera. In studio con Ferdinando Avarino ci saranno stasera Alessandro Bisato del PD, Flavio Zanonato di Liberi e Uguali, Erika Stefani della Lega Nord e Maurizio Motta del Movimento 5 Stelle. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Vediamo ora insieme, come sempre in chiusura, le previsioni del tempo, il meteo. A tutti una buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Sarà una giornata di tempo asciutto e stabile sul Triveneto, dove a dominare sarà il sole. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 13 febbraio.
Sul Veneto tornano ad esserci condizioni di tempo asciutto e stabile sulla nostra regione, dove splenderà appunto il sole, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Le temperature massime saranno comprese tra 5 e 8 gradi, valori minimi tra -3 e 2 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà asciutto e stabile ovunque, bella giornata di sole dunque anche sulla nostra regione, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra 6 e 7 gradi, minime tra -1 e 1 grado. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui bel tempo stabile, sarà una bella giornata di sole, il cielo infatti si presenterà sereno sui settori meridionali, al massimo poco nuvoloso altrove. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime saranno comprese tra 7 e 8 gradi, minime tra lo 0 e 1 grado. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati settentrionali. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.